Il metal detector iniziò a trillare. Ero da solo, in quel campo arido di terra rossiccia che circondava la mia abitazione estiva, quella dove trascorrevo le vacanze in solitario raccoglimento. Faceva tanto caldo. Il richiamo dei grilli e delle cicale mi intontiva. Odori polverosi mi solleticavano le narici, sentori di fiori seccati dalla calore ed effluvi di terra riarsa. Dalle 3 del pomeriggio, armato del mio fedele strumento, stavo setacciando i dintorni. Era una mia nuova passione, quella. All'inizio ero partito carico di entusiasmo e buone intenzioni, già figurandomi di trovare sepolti nel suolo chissà quanti e quali reperti risalenti ad epoche passate. La casa era molto molto antica. Quando l'avevo acquistata, mi avevano detto che risaliva al 1720. Per tale ragione avevo creduto che nei dintorni fosse pieno di oggetti abbandonati che il terreno aveva inghiottito. Fino a quel momento, però, i miei sforzi mi avevano fatto guadagnare solo qualche lattina, una fibbia, un gettone telefonico e una gran sudata. Mi girava la testa e quasi pensai di mandare tutto al diavolo. Se dovevo di nuovo mettermi a scavare per riportare alla luce un altro inutile monile, mi sarebbe salito il nervoso. Con veemenza, il metal detector segnalava la presenza di qualcosa di nascosto al mio sguardo dal terreno rossiccio. Ma sì, ancora un ultimo sforzo, poi sarei tornato a casa a farmi una doccia e a mangiare. Presi a scavare con il piccone, spaccando la terra brustolita e dura. Anche se protette dai guanti, le mie mani erano costellate di vesciche dolorose. Con il sudore che mi rigava la fronte insistetti. L'oggetto era celato più profondamente di quanto avessi supposto. Ampliai la buca servendomi di una vanga. Sembrava un becchino nell'intento di scavare una tomba. Ancora non affiorava nulla. Ormai stava facendo sera, ma non mollai, seppur stremato. Calai la vanga e la sua lama cozzò contro qualcosa. Mi inginocchiai e presi a scavare, e insieme alle manciate di terriccio argilloso uscirono fuori monete. Monete luccicanti e antiche, monete d'oro come nelle storie dei pirati. Avido, presi a scavare come un cane, e più scavavo, più emergevano tesori, perle, medaglioni e collane. Quasi non ci credevo. Euforico, sotto la luce sanguigna del tramonto, estrassi dalla buca preziose statuette di giada, candelabri d'argento, gioielli e pietre preziose in quantità. Li ammassavo sull'orlo della buca, quasi non sentivo più la fatica, tanto ero eccitato, e poi, mentre scavavo, ecco che affiorò qualcosa di bianco e tondo e grosso. Sussultai, capendo di che si trattava. Un teschio umano mi stava fissando con il suo ghigno di morte. Lì per lì fui spaventato. Fissavo quelle ossa che ghignavano, scrutai le crepe che come una ragnatela si allargavano dalla tempia color avorio, come se qualcosa avesse colpito quel poveretto con inaudita violenza. Però, un attimo dopo, il mio sguardo fu nuovamente catturato dall'oro e dalle gemme scintillanti. Che mi importava di quel disgraziato? Era morto. A lui oro e gioielli non sarebbero più stati utili. Era il tramonto quando, sporco e sfiancato, tornai a casa trasportando il grosso sacco dentro cui avevo riposto gran parte del tesoro. Passai la notte ad ammirarlo, a pulirlo, a ridere mentre il prezioso scintillare tornava alla vita. Erano forse le 2 del mattino quando finalmente toccai il letto. Non molto più tardi, qualcosa mi svegliò. Un lamento sfiatato e lugubre esalò dal fondo del mio letto, dove potei distinguere nell'oscurità una sagoma macilenta appena opalescente. Mi puntava contro un dito. Urlando, mi lanciai sulla lampada e accesi la luce. La stanza era vuota. Con il cuore in gola mi convinsi di aver sognato e tornai a coricarmi, anche se non mi addormentai per un bel pezzo. Il mattino dopo, all'alba, tornai giù in cucina, dove avevo lasciato il mio tesoro. Restai sconvolto nel vedere che ogni moneta, ogni gemma, ogni collana erano state gettate sul pavimento e sparpagliate come se qualcuno le avesse prese a calci. Sul tavolo, manciate di argilla umida, formavano le lettere di una sola inquietante parola: restituiscilo. La paura minacciò di vincermi. Non avevo mai creduto ai fantasmi, ma ricordai la visione della notte prima e quello scheletro. Chi altri avrebbe potuto fare qualcosa del genere? Sconcertato, ricordai di possedere un libro che parlava di questo genere di assurdità e andai a prenderlo. Trasalì, avvinto dallo stupore e dal panico, nel vedere che il capitolo 9 parlava di una sorta di strano barbaro rituale che in tempi antichi era praticato in queste zone rurali, pregne di tutta l'ignoranza, la superstizione e l'occulta scaltrezza dei contadini. Le famiglie molto ricche, non fidandosi di nessuno,
Non lasciavano mai che i beni fossero amministrati o custoditi da altre persone ed erano solite proteggerli secondo un'abominevole tradizione. Ordinavano ad uno dei loro factotum di scavare una buca molto profonda che colmavano con buona parte dei preziosi. Fatto ciò, il capofamiglia, per ricompensare il factotum, gli concedeva di scegliere qualcosa dal tesoro. Quando l'uomo si chinava per raccogliere un oggetto, il padrone lo colpiva violentemente sulla testa con una banga, tramortendolo e facendolo cadere sulle monete e sui gioielli. Al che la fossa veniva ricoperta. Il tesoro aveva un custode. Finito di leggere, mi tremavano le mani e avevo la pelle d'oca. Tornai in cucina, radunai gli oggetti, li riposi nel sacco. Poi mi fermai. Tutto quell'oro, quelle gemme ammiccanti, quei dobloni lucenti lasciati a marcire nel terreno quando io potevo vivere da re. Decisi di ignorare quell'ordine. Il tesoro era mio, l'avevo trovato io, nel mio terreno, mi apparteneva. Con l'approssimarsi del crepuscolo percepii l'ansia crescere dentro di me. Cercai di distrarmi guardando la televisione, ma fu vano. Ogni crepitio della casa, ogni sospiro del vento mi faceva sussultare. Non mi ero mai sentito tanto solo, tanto in pericolo. Andai a letto, teso come una corda di violino. Mi infilai sotto le coperte e non chiusi occhio. Verso mezzanotte tesi le orecchie. Avevo sentito un suono da basso. Mi sedetti, rigido e attento. Di nuovo. Un rumore di passi che salivano lentamente le scale, facendo gemere i gradini di legno. Si avvicinavano. Avevo il cuore che galoppava e il respiro mozzato. Ora l'intruso si spostava nel corridoio. I passi proseguirono, trascinati, flemmatici. Ogni tanto udivo un ansimare sofferente. Li udì fermarsi. Era di fronte alla porta, i secondi parevano ore. La casa era avvolta da un silenzio più assordante del rombo di 1000 tuoni. Vidi la maniglia abbassarsi e fu allora che schizzai fuori dal letto e mi gettai sulla porta mentre già stava per spalancarla. Girai la chiave con un gesto frenetico. «Vattene!» urlai, la voce sottile dal panico. «Vattene, vattene, vattene, è mio! Non ti appartiene più, è mio!» In risposta, un gemito lugubre e sofferente che mi gelò il sangue. Un tetro graffiare dall'altro lato della porta. «Restituiscilo!» gracchiò quella voce non pronunciata da bocca umana. «Restituiscilo entro domani al tramonto!» Rimasi sveglio fino al sorgere del sole, seduto sul letto, lo sguardo fisso sulla porta. Quando mi fu chiaro che se n'era andato, corsi fuori. Mi vestii in fretta e furia. Tornai alla fossa. Lo scheletro del custode era quasi completamente emerso, decorato con brandelli di abito e gioielli. Quel tesoro era mio, l'avevo trovato io, tornai a pensare con ansia mista a rabbia. Non sarebbe stata una pallida ombra ululante ad impedirmi di averlo. Scesi nella fossa e strappai quei resti alla loro sepoltura. Li misi in un sacco, montai in auto, arrivai alla scogliera e gettai tutto nel mare, ridendo come un folle. Rincasai che era già buio, il cielo coperto di nuvole ribollenti, viola come un livido. La pioggia si abbatteva sul tetto con un torvo scroscio, mentre ammiravo quella montagna d'oro sul mio tavolo. Vi affondavo le mani, mi facevo scorrere i gioielli fra le dita, sognando i 1000 usi che ne avrei potuto fare. Un universo di possibilità si dipanava di fronte a me, un mondo nuovo e luccicante, dove ogni voglia, ogni mio capriccio era appagato. La luce andò via di colpo. Un tuono fece vibrare la finestra, qualcosa sgusciò dal mucchio di monete e mi afferrò con violenza un polso, stringendomi con dita fredde, scheletriche e umide. Urlando, me ne liberai con uno strattone. La luce repentina del fulmine illuminò la cucina e vidi una figura umana che emergeva dal cumulo di preziosi che rotolavano tintinnando sul pavimento in cascate dorate. Senza fiato, ne ammirai i movimenti da marionetta inceppata mentre si tirava su sovrastandomi. La folgore si rifletté nei suoi occhi velati e morti, sfarfallando sotto la trama delle sue costole prive di carne. Notai, anche se solo per un attimo, i suoi abiti stracciati, sporchi di terra rossiccia e il sangue rappreso che gli rigava la faccia mummificata, colando dall'orrenda ammaccatura della tempia. «Eri stato avvertito», sfiatò con severità sepolcrale. «Ora devi pagare». Con un gemito scattai verso il tesoro sparso sulle mattonelle del pavimento. Arraffai quel che potevo e corsi fuori.
Gettandomi un'occhiata sopra la spalla, individuai quella sagoma scheletrica balzare giù dal tavolo, provocando un tetro tintinnare di gioielli, prima di venirmi dietro con un lamento raggelante. Il temporale imperversava e il vento mi schizzava la pioggia sugli occhi. Correvo, le scarpe che sdrucciolavano nel fango al buio senza una meta. Stringevo quella minuscola porzione del tesoro contro il petto, trasalendo ogni volta che una moneta o una collana mi sfuggiva da sotto le dita. Mi guardai indietro. Il custode era dietro di me, sotto la pioggia che pareva attraversarlo senza scorrere sulle sue ossa macilente. Aveva la testa reclinata su una spalla, la bocca aperta in una smorfia storta. Il braccio era rigido, puntato contro di me. Ripresi a correre, allontanandomi da quella cosa orripilante. Dove diavolo era l'auto? Non si vedeva nulla. Troppa pioggia e troppo buio. Di colpo non sentii più niente sotto i piedi. Precipitai per quasi 2 metri e impattai con la terra flaccida d'acqua. Sputai un fiotto di fango e mi resi conto che attorno a me si alzavano pareti di terra percorse da rigagnoli d'acqua. Ero finito nella fossa. Il terrore mi paralizzò i muscoli, pertanto ero ancora supino quando dal fango sgorgarono 2 braccia che mi avvolsero i fianchi, stringendomi in un abbraccio freddo. Gridai, ma la mia bocca venne compressa nello spesso strato di terra. Una mano morta, senza carne, mi premeva con forza invincibile contro la nuca. Sentii quella voce gelida esalare dal fango. Sei tu il custode ora. L'ultima cosa che ricordo fu il peso della terra che mi crollava addosso. E tutto fu buio.